Sono punti pesanti nell'economia del campionato, quelli in palio stasera al Pala del Mauro di Avellino, dove stanno facendo il loro ingresso in campo Sandro Abate e Global Work Capurso. Per entrambe è vietato sbagliare. Un saluto da Raffaele De Chiara, 27esimo turno di Serie A quinto, benvenuti. Il saluto dei protagonisti in campo. Sandro Abate ottava in classifica con 32 punti, reduce dalla trasferta neanche troppo impegnativa, 120 km a Sala Consilina, 4-2 per lo Sporting. Il risultato finale, un'ottima prova di Galletto, doppietta personale per l'Universale, classe 93, a quota 20 marcature in campionato, 23 stagionali, mai così bene in carriera. Prima ancora per la Sandro Abate era arrivato il successo interno con l'Active Network, 5-4 il risultato finale qui al Pala del Mauro. In gol Dimas, Ducci, due volte Everton e proprio Gennaro Galletto. Eccolo il saluto dei protagonisti avellinesi che in questo girone di ritorno hanno consolidato il rendimento positivo tra le mura amiche. In casa la Sandro Abate del resto non perde dal 13 di febbraio, stanno facendo fatica invece in trasferta i ragazzi di mister Basile. Il saluto anche della squadra arbitrale composta per quest'oggi da Giulio Colombin di Bassano del Grappa, Luca Paverani è il secondo arbitro di Roma 2, al crono c'è Tommaso Vallecaro di Salerno. Dall'altra parte la Global Work Capurso, 12esima in classifica con 28 punti, arriva dalla sconfitta interna con la Roma, la seconda consecutiva dopo la disfatta in terra ligure in casa della CDM. Capurso che prima di questo momento di difficoltà aveva centrato 3 prestigiose vittorie consecutive battendo l'Active Network, l'Eco City Genzano e lo Sporting Sala Consilina. Sta facendo bene sotto porta Gonzalo Pires, sono 23 le reti stagionali per il laterale pugliese, compreso il gol della Speranza arrivato proprio con la Roma. Le foto di squadra, in classifica la situazione è complicata, 5 squadre in 4 punti da quelle parti, 4 turni di distanza dall'ultimo gong di questa Serie A quinto, situazione che insomma può essere ribaltata da un momento all'altro. Per ora la Sandro Abate insegue l'obiettivo playoff scudetto e il Capurso vuole scappare il più lontano possibile da quella zona arancione per evitare i playout ed assicurarsi la permanenza diretta nella massima serie. È andata in scena già nel pomeriggio la sfida fra Cove Meta Catania Brico City e Came Treviso, che contava e come per le formazioni in campo al Pala del Mauro. 4-1 in favore del Catania il risultato. Le altre sfide del turno sono Roma e Cositi Genzano, che è iniziata alle 20, il derby che per ora conduce la Roma per 1-0 dopo il gol di Riccardinho nel primo tempo alle 20:30, quindi contestualmente a questa gara iniziano anche Feldi Eboli contro Active Network, Napoli contro Fortitudo Pomezia, Pirossigeno Cosenza contro Sporting Sala Consilina e Savia Testa Mantova contro L84 Torino. Nel frattempo è iniziata Sandro Abate, Global Work Capurso. All'andata tra l'altro al Palapinto di Mola di Bari andrò in scena una delle sfide più spettacolari di questa Serie A quinto, finì 5-5 dopo che i pugliesi erano andati 2 volte sotto. Nel finale furono tra l'altro espulsi Lolo Suazo per la Sandro Abate, Pires e mister Chiaffarato per la Global Work. Si sfidano ed è curioso tra l'altro per completare il quadro pre-match le formazioni che comandano la classifica marcatori. Nel frattempo qui arriva l'occasionissima per la Global Work Capurso, fa buona guardia Ducci in questo caso. Dicevamo, si sfidano le formazioni che comandano la classifica marcatori, sono 3 i giocatori ad essere andati in gol più volte in questa Serie A quinto e fanno parte proprio di queste due compagini in ordine: Pires, Lamas e Galletto. Riceve Dimas sulla tre quarti, può provare a costruire qualcosa alla Sandro Abate. Ci prova con Everton che trova la conclusione verso la porta, senza però centrare lo specchio. Prima grande occasione per la Sandro Abate. Alle spalle dei 3 di cui parlavamo c'è Turmena del Catania, anche lui a quota 20 firme in campionato. Nel frattempo rivediamo l'occasione che è passata qualche istante fa tra i piedi di Everton, la coordinazione con il mancino e poi la conclusione che non trova la porta. Prova a ricostruire la Sandro Abate. Ora riceve Everton, si deve abbassare tanto, va avanti quanto più possibile, pesca però sulla traiettoria Victor Meglio. Si ripartirà dunque dalla rimessa laterale in favore del Capurso, che nel frattempo trova tra le linee la conclusione. La parata impossibile qui di Ducci sul tiro di Pires. Traiettoria che, come vedete, in realtà esce
in una maniera molto centrale dai piedi del numero 7 del Capurso, che nel frattempo ci prova. Il possesso passa dai piedi di Perry. Riappoggio all'indietro, dove può ricevere Micoli. Palla sventagliata in avanti, non ci arriva però il compagno, in questo caso era Dammacco ad essersi messo sulla traiettoria. Poi Dimas completa il disimpegno e spedisce quanto più lontano possibile il pallone per toglierlo dalla disposizione del Capurso, che nel frattempo ripristina il possesso palla. Ancora Micoli, addirittura prova la conclusione tagliente, che però riesce a intercettare bene il numero 8 Victor Meglio. Poi ci riprova il Capurso, prova a scavare con la magia. Perry non riesce nell'intento, si stava sovrapponendo bene Nicolas Lorenzo Lamas, il laterale classe 94, che sta seminando panico in tutti i palazzetti d'Italia. Una spettacolare Serie A Quinto quest'anno, come non mai aperta in tutti i discorsi, a partire da quello che riguarda chiaramente il bottino grosso, lo scudetto. Nel frattempo, con astuzia qui Lamas interviene conquistando un buon calcio d'angolo dall'out di destra. La conclusione poi molto alta, troppo alta, di Juan Cruz Perry, che non trova la porta. Si ripartirà dunque dal possesso Sandro Abate, che chiaramente inizierà dai piedi di Daniele Ducci. Everton riceve, poi scarica Dimas, si fa vedere Abate, servito tra le linee ancora Everton, è 1-2-2, Dimas davanti alla porta, prova anche a scartare il portiere, l'ha fatto bello impossibile il 77, ha segnato Dimas, è in vantaggio la Sandro Abate. L'esultanza dei padroni di casa, 1-2 spaziale a centrocampo nella tre quarti offensiva. La palla che torna a disposizione di Dimas, che come stiamo per rivedere l'ha fatto sì, bello e impossibile per davvero davanti al portiere. La lucidità di scartare Micoli, superarlo e piazzare con il destro in fondo al sacco. 1-0 Sandro Abate. Inizia con una situazione di svantaggio il match della Global Work Capurso, che nel frattempo prova a rispondere immediatamente con la conclusione tagliente da fuori, che però non va a buon fine. Ci ha provato qui Juan Cruz Perry, non sporca le mani a Ducci, che nel frattempo aveva proposto per una sovrapposizione che però non è arrivata. Rivediamo anche il tentativo del numero 11, che non trova la porta. Aveva comunque protetto bene quel palo Ducci e quindi si gioca. Palla riproposta tra le linee per Dammacco, prova a farsi valere, ci riesce Victor Mello, un 3 contro 1. Dimas la lascia lì con lucidità, Everton si gira, è una finta, Everton, palla per Victor Mello. Ma cosa stava costruendo la Sandro Abate? L'occasione che passa dai piedi di Everton, una finta spaziale del 22 che serve Victor Mello, che trova la risposta a sua volta di Micoli. Si ripassa dai piedi di Ducci, che prova a cercare la coordinazione. Ducci col tentativo, si deve impegnare Micoli. Sarà calcio d'angolo. Sandro Abate che dunque ci prova con il corner dall'out di sinistra. Se ne incarica capitano Abate, che prova a scavare, trova Dimas sulla traiettoria. C'è Everton in appoggio, ancora Dimas. E adesso prova a costruire con calma la Sandro Abate. Everton si ripropone, Dimas più saggiamente tiene palla e poi forse in ritardo gliela restituisce. Non riesce a rendersi pericoloso Lamas da quelle parti. Rischia un po' Ducci, prova a servire Sandro Abate. Massimo Abate, pardon, che nel frattempo si stava proponendo tra le linee. Arrivano i primi cambi in casa Capurso. Dentro Leggero e Grandinetti. Possesso Capurso. Eccolo il primo tocco di Luca Leggero. Nel frattempo proprio Grandinetti servito. Victor Mello con il tackle pulito. Completa anche il disimpegno in scivolata. Poi si fa anche male. Sembra tutto rientrato a livello fisico. Ancora servito fra le linee il nuovo entrato, Grandinetti. Appoggio all'indietro, Lamas indietreggia di suola. Leggero non trova sulla sua traiettoria Pires, che si stava proponendo bene. Arrivano i primi cambi anche in casa Sandro Abate.
dentro Di Lucio e Alex, ma soprattutto l'ingresso in campo anche di chi per ora comanda la classifica dei capocannonieri di casa, vale a dire Gennaro Galletto. Eccolo Alex, il piattone, Di Lucio prova a servire il numero 11 ex Barça con l'1-2, non riesce nell'intento e quindi si ripartirà dal possesso per il Capurso a partire dai piedi di Giuseppe Micoli. Traiettoria disegnata bene in avanti a servire Grandinetti, che va a sportellate con il nuovo entrato Galletto. Alla meglio il numero 2 degli avellinesi. Si ripartirà comunque dal possesso Capurso. Giannattasio la lascia lì per la conclusione. Ci ha provato qui Pedrigno, anche lui è appena entrato, provando però sulla sua traiettoria di tiro. Il buon lavoro in fase difensiva di Di Lucio. Ci prova ancora il Capurso, palla lasciata lì, un po' di confusione in attacco e quindi Di Lucio ne può approfittare. Riparte la Sandro Abate, c'è Victor Mello che trova la porta, ma non il gol. È arrivata la deviazione miracolosa. Nel frattempo a calciare era stato Maltauro per la Sandro Abate. Si deve impegnare ancora Micoli, basta tutto il corpo e riesce a rispondere presente davanti al numero 9 dei Campani. Calcio d'angolo battuto verso Alex, si era coordinato bene, e come se si era coordinato bene Alex sulla traiettoria. C'è un gran lavoro di Pedrigno e poi il 5, il fair play fra i due. Riparte la Sandro Abate. Galletto, Alex prova a disegnare una traiettoria per Maltauro, non riesce però a trovare il suo numero 9 Alejandro Hepes. Alex, Grandinetti tiene la palla in campo, no, di questa opinione il signor Paverani. Si ripartirà dunque dalla rimessa laterale in favore della Sandro Abate. Galletto, il piattone, Alex, pressing asfissiante del Capurso, che non vuole far respirare la Sandro Abate per costringerla a costruire in verticale. Tra i piedi però il pallone ce l'hanno ancora i Campani. Di Lucio per Galletto, che prova a scavare. Grandinetti fa un buon lavoro ma non completa il disimpegno. Poi Alex, un po' di confusione, palla all'indietro per Ducci, che prova a scavare ancora una volta senza trovare nessuno sulla sua traiettoria, sulla sua proposta in avanti, e quindi ne può approfittare il Capurso con il possesso. Grandinetti mastica da quelle parti Galletto, ha ragione lui. Palla in out, rimessa laterale in una posizione neanche troppo pericolosa per la Global Work, che adesso deve provare in tutti i modi a rimettersi in carreggiata, a cercare il pareggio. Il tentativo di Grandinetti, che trova ancora una volta l'opposizione corretta, stavolta di Maltauro. Sarà calcio d'angolo. Palla per Pedrigno, che non arriva a destinazione. Si è fatto trovare pronto in questo caso il laterale classe 96. Poi la conclusione, ci ha provato da fuori il Capurso con la conclusione di Luca Leggiero. Pedrigno prova a farsi valere lui in fase di costruzione. Leggiero, eccolo ancora Pedrigno, si ripropone Grandinetti, bisticcia un po' col pallone il numero 30 del Capurso. Alla fine Di Lucio la mette in out. 14:55 sul cronometro di questo primo tempo tra Sandro Abate e Global Work Capurso. Nel frattempo è arrivato il fallo, il primo fallo cumulativo in sfavore della Sandro Abate. Riparte il Capurso, Leggiero, una buona proposta in verticale, si fa valere Grandinetti. Alle sue spalle c'è Giannattasio, servito, ancora Leggiero. Prova a costruire con calma il Capurso, si accende, poi improvvisamente Grandinetti davanti alla porta. Eccolo l'assist, la lucidità per servire Giannattasio. Meno lucido il numero 20, che non trova la porta.
occasione per il Capurso. Eccolo il tiro un po' steccato qui di Giannattasio, con la punta un po' strozzata alla conclusione del classe 1998. Alex mette giù un pallone molto complicato, serve di Luccio. Nel frattempo è entrato anche Botta, servito Galletto in verticale, non riesce però a controllare il pallone. Prova a costruire qualcosa il Capurso, un po' di confusione in questo caso. Esce bene Botta, seguito però da Giannattasio, che tra pallone e gamba, secondo il direttore di gara, prende la gamba. Sarà quindi calcio di punizione in favore della Sandro Abate. È entrato bene il numero 6 dei padroni di casa. Frattempo fuori Grandinetti per il Capurso. Si accomoda anche Giannattasio. L'ingresso di Dammacco e Lamas. Fuori anche Pedrigno, entra anche Pires. Alex sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Da capire se calcerà verso la porta l'ex Barça. È un passaggio ad esterno con calma verso Botta. Ancora Alex, tiene la palla sotto la suola, poi eccolo lo scarico per Botta, che prova una grande traiettoria per Di Luccio. Alex la lascia lì, Galletto aveva fatto tutto meravigliosamente la Sandro Abate. La conclusione fuori misura di Galletto, è ripartito già il Capurso. Ci provano i pugliesi con Perry. Il tunnel, la palla lasciata lì, poi ancora Perry. Ducci cosa ha preso? Nel frattempo però è arrivato il fischio del direttore di gara, il calcio di punizione in favore della Sandro Abate. Il tocco evidentemente irregolare da parte di Dammacco. Everton. Alex punta l'uomo. Pires indietreggia con Alex. Alla fine lo salta il numero 11. Alex Micoli risponde presente. Può ripartire il Capurso, ma c'è Everton ad approfittarne. Galletto. Botta, ancora Sandro Abate. Lo scarico per Everton sull'out di destra. Palla all'indietro ancora per il numero 6. Alex prova a inventare lui. Serve Everton con un disegno forse troppo lungo per il numero 22. A corto di energie dopo una serie di scatti consecutivi, e quindi pallone e possesso riconsegnati al Capurso. Ci provano i pugliesi. Ancora traiettoria in verticale sulla quale non può arrivare Dammacco. Rimessa laterale in favore della Sandro Abate. Nel frattempo è passata in vantaggio anche l'L84 Torino a Mantova, così come il Napoli con la Fortitudo Pomezia tra Roma e Genzano all'intervallo. Il risultato è ancora di 1-0. Everton riconquista il pallone astutamente. Dimas la lascia lì ancora per il 22. C'è Victor Mello a fare da blocco. Botta, pardon. Rimane in piedi dopo il pressing asfissiante di Pires. Ultimo tocco è proprio del numero 7. Si ripartirà dunque dalla rimessa laterale in favore della Sandro Abate. Botta. Everton. Victor Mello. Dimas. Everton serve proprio Victor Mello fra le linee. Mette giù il pallone non senza difficoltà. La lascia lì. Botta prova la coordinazione. Poi si riappoggia. Dimas. Punta l'uomo il 77. Prova a inventare. Dimas. Si deve riappoggiare all'indietro, lo scarico per Botta. Si fa vedere Everton sulla destra, sceglie ancora Dimas il numero 6. Dimas sgasa, Dimas prova anche il tunnel. Si apre però una prateria per il Capurso che può approfittarne. Pires è un 2 contro 2. Pires punta Botta, lo salta. Pires dentro, aveva fatto tutto bene il numero 7. È mancato l'ausilio di un compagno a chiudere sul secondo palo. Everton. Riparte la Sandro Abate, Dimas. Mello. Everton scava per Dimas, pallone fuori misura, non ci arriva per una questione di pochi centimetri il 77. Dunque possesso riconquistato da parte della Global Work Capurso. Ancora palla in verticale che non arriva a destinazione. Mello ci prova con la sua lata alla fine. Si appoggia a Micoli.
il Capurso da portiere a portiere. La palla adesso ce l'ha Ducci tra le mani. Continui ribaltamenti di fronte al palla del Mauro. Abate prova a passare, fermato da due uomini. Poi il tentativo da parte di Perri, ancora ostacolato prontamente, fermato da Ducci. Perso palla in una zona calda del centrocampo Abate. Bravo Ducci a rispondere presente sul tentativo del Capurso, che ci riprova con la conclusione da fuori, ancora molto pretenziosa da parte di Perri, ancora prontamente ostacolata. Si ripartirà ancora dalla palla inattiva. Sul punto di battuta c'è Ike. Lo scarico, Lamas. L'ho lasciata lì ancora per Ike, che la mette giù. Abate con il pressing regolare, c'è Pires che arriva, anzi Perri. Palla ancora a disposizione di Lamas, che prova la conclusione con il destro, che non arriva a destinazione. C'è ancora Abate sulla traiettoria di tiro a dire di no. Palla per Pires, che cerca e trova la coordinazione, non la potenza adeguata in questo caso. Sul punto di battuta di questo ennesimo fallo laterale c'è Dimas, quando stiamo per toccare la metà di questo primo tempo di gioco. 1-0 il risultato tra Sandro Abate e Global Work Capurso. Ci provano i padroni di casa con Ducci che trova Abate. Non riesce ad addomesticare questo pallone molto complicato il capitano dei campani. Ancora cambi nel frattempo in casa Capurso. Micoli la lascia lì, rischia e neanche poco il Capurso. Occasione per Abate, il controllo, poi il rientro puntuale, tempestivo da parte di Pires, che non lascia mentalmente la partita. Mello la lascia lì per Abate, lo stop di Suola, 1-2. Mello prova a chiudere addirittura il quadrato, neanche il triangolo con il numero 10. Grandinetti, l'ultimo tocco di chi è? Di Victor Mello, no, è di Grandinetti secondo il direttore di gara. Si ripartirà dunque dalla rimessa laterale in favore di Dimas. Mello, Everton, punta Pedrigno senza riuscire a saltarlo, ancora il 22. Scava per Dimas, la sovrapposizione alle sue spalle di Abate. Dimas addirittura con la scivolata riesce a tenere in campo il pallone. L'ultimo tocco è della Global Work Capurso. Sarà ancora fallo laterale, il buon lavoro in questo caso di Dimas. Stava cercando di farsi vedere al centro dell'area di rigore Abate. Dimas prova a saltare, ci riesce ma solo per un attimo. Aveva saltato bene Perri, anche con un rimpallo in suo favore. Può ripartire il Capurso. Giannattasio da Leggiero. La palla ancora per il numero 20. Pedrigno, ci prova lui a saltare l'uomo. Trova un buon Dimas sulla traiettoria. Ma ancora Micoli con l'occasione di calciare in porta. Una occasione evidentemente mal gestita dal numero 31, il portiere classe 92 del Capurso, che non trova la porta. Difficile, complicato trovare lo specchio da quella mattonella. Nel frattempo si necessita di chiarimenti tra Victor Mello e il secondo arbitro, il signor Paverani di Roma 2, in direzione della gara. Invece lo ricordiamo, c'è Giulio Colombin di Bassano del Grappa al crono, Tommaso Vallecaro di Salerno. Rimessa laterale, Giannattasio si assicura che la mattonella di battuta sia giusta con il direttore di gara. La verticalizzazione di Micoli, una grande occasione per il Capurso. Ancora Giannattasio, litiga un po' col pallone, ne approfitta Victor Mello e allontana il pericolo rifugiandosi in fallo laterale. La touche in favore del Capurso, rimessa in zona d'attacco per i calcettisti con la mise rossa quest'oggi. Ci prova Grandinetti da fuori,
il tentativo che ancora una volta non inquadra lo specchio della porta protetta da Ducci. Nulla di fatto. Sprecona qui la Sandro Abate, che praticamente riconsegna il possesso a Micoli, che l'ha rimessa già in gioco. Grandinetti, il colpo di testa sulla traiettoria, prova ad arrivare Pedrigno, l'occasionissima di Lucio, miracoloso in questa occasione. Palla fuori, nulla di fatto per il Capurso, dopo un'occasione ghiottissima in proprio favore. Il colpo di testa a servire al centro Pedrigno, palla che rimane lì, di Lucio in questo caso decisivo, occasione che però si verifica anche dall'altra parte. C'era Maltauro davanti al portiere, un po' sprecone qui il numero 9, non riesce a trovare la giusta coordinazione per impensierire Micoli. Grandinetti fra le linee, si sovrappone Giannattasio, lo scarico però è per Leggiero, che lo trova lui. Giannattasio si è sovrapposto alle sue spalle Pedrigno, che riceve la palla ancora per il numero 20. Giannattasio, prova Alex a fare un buon lavoro di pressing. C'è ancora il Capurso e il pallone. Grandinetti, Leggiero, tornano indietro i pugliesi. Giannattasio si accontenta della rimessa laterale, lo scarico per Pedrigno che prova a puntare l'uomo, lo guarda negli occhi di Lucio, palla all'indietro ancora per Leggiero. Grandinetti riceve sull'out di destra, al centro c'è Pedrigno, alle sue spalle ancora Giannattasio, richiamato in causa. Eccolo Pedrigno, eccolo l'1-2, traiettoria disegnata bene, forse un po' in anticipo per Giannattasio, e Ducci riconsegna Micoli. Pedrigno, ancora lo scarico, si fa vedere Grandinetti ancora bene fra le linee. Maltauro prova a saltarlo con il tunnel, palla che arriva in un modo o in un altro a Galletto. Galletto con il sinistro, bene, benissimo Leggiero. Ancora continui ribaltamenti di fronte al Pala del Mauro, nel frattempo ancora l'ingresso di Pires. Palla per Maltauro che non trova la coordinazione adeguata. L'occasione per Lamas dall'altra parte. Lamas con la testa prima, con il piede, l'esterno del destro poi. Ducci in maniera regolare interviene e scansa il pericolo. Si ripartirà dal possesso Sandro Abate con Alex che prova a costruire abbassandosi tantissimo. Di Lucio con il petto, la mette giù, prova a servire Alex in avanti, il cenno d'intesa da parte del numero 11. Ancora bene, benissimo Grandinetti fra le linee. Alex segnalata l'infrazione, il tocco con un braccio da parte del numero 88. Il colloquio tra Alex e il direttore di gara, il signor Colombin. Ha già rimessa in gioco la Sandro Abate. Maltauro. Ancora fallo laterale. Ancora in favore dei campani. Galletto scava, Di Lucio con la coordinazione. Ha provato un gesto acrobatico, effettivamente molto complicato. Alex scaraventa via il pallone che stava per farsi complicato dalle parti di Ducci, che però in realtà un po' se la prende con l'ex Barcellona. Evidentemente avrebbe voluto assumersi la responsabilità di questo colpo. Estremo difensore della Sandro Abate. Nel frattempo riparte. Alex non riesce a mettere giù il pallone di suola, applaudito dal Pala del Mauro comunque il numero 11. Sul punto di battuta c'è Garofalo in casa Capurso. Pires elude la marcatura di Dimas, la palla è per Micoli, ancora con un po' di spazio il 31, rientra velocemente in porta. Ducci serve Dimas, eccolo il gesto acrobatico, stavolta da parte di Perry.
Galletto si prende un rischio all'indietro per Alex. C'è Di Luccio che si abbassa molto per fargli compagnia in uscita. Galletto, gran lavoro di Alex. E palla per Di Luccio, il petto di Micoli. Che lucidità da parte del 31 che prova anche la conclusione, prendendosi però un rischio perché ha fatto troppi metri in avanti. Galletto riparte da Sandro Abate. Di Luccio la mette giù, nel frattempo è rientrato l'estremo difensore. Galletto con l'occasione. Il tackle regolare da parte di Garofalo. Un interventone del numero 8. Eccolo il rischio importante che si era preso Giuseppe Micoli. Riparte la Sandro Abate, forse non con la velocità giusta. Nel frattempo ritorniamo in campo perché c'è un'occasione per il Capurso che non va a buon fine dopo il tocco di Ducci. Ha sprecato in questo caso un'occasione ghiotta Galletto. Bravo, bravissimo Garofalo a rientrare con la diagonale difensiva. Perri, palla dentro, è uno schema mal riuscito. Alex riparte da Sandro Abate, eccolo il numero 11, rientra tempestivamente il Capurso. La palla è ancora per Alex, bravo Pires ad approfittare di questa disattenzione in attacco per ripartire o almeno provarci. Nel frattempo arriva il fallo su Pires, cumulativo per la Sandro Abate, e il cartellino giallo per Alex, che respira un po'. E dunque primo cartellino giallo del match indirizzato al numero 11 della Sandro Abate, e quindi giocherà per tutto il secondo tempo con il peso sulle spalle di questo cartellino giallo. Leggiero prova a scavare, palla in out. Galletto, Everton all'indietro, prova a cucire il gioco la Sandro Abate. Dimas, eccolo Galletto fra le linee, centralmente c'è Victor Mello. Galletto però vuole andare da solo. Pires riparte perché ne ha approfittato Dimas, irruento, troppo ai limiti del regolare, direi forse oltrepassandoli. Arriva il cartellino giallo per Dimas, l'ausilio richiesto da parte del direttore di gara allo staff medico. È rimasto giù il numero 7 del Capurso. Il giallo indirizzato a Dimas stavolta. Rivediamo la ripartenza di Pires, prova a sbilanciarlo prima Dimas, poi quando capisce che non può nulla perché Pires l'ha già saltato, deve intervenire in una maniera più violenta, sempre sportivamente parlando. E da quelle parti chiaramente c'è anche Dimas che è rimasto giù. Sono due a questo punto i giocatori a terra. Sembra essere un infortunio piuttosto serio. Si tocca in volto Dimas, probabilmente è uscito lui peggio da questo contrasto di gioco e dunque deve entrare effettivamente lo staff medico della struttura in campo. Attimi di preoccupazione al Pala del Mauro. Dovrebbe aver preso un colpo ai denti Dimas, particolarmente dolorante. Anzi, non c'è giù Dimas, no? E gli arbitri chiaramente interrompono il gioco. Da capire effettivamente se la regia ci rimanda il replay. Chi è rimasto a terra per la Sandro Abate? Ed è proprio Galletto, proprio Galletto. Eccolo il replay. Lui che era rimasto in piedi, aveva provato ad appoggiarsi agli striscioni degli sponsor. Ha preso un colpo dolorosissimo Gennaro Galletto. C'era sembrato a primo impatto proprio il colpo di Dimas ad essere stato decisivo. Sembrava proprio il 77 ad aver avuto la peggio. Nel frattempo è ancora a terra anche Pires. Attimi davvero di panico al Pala del Mauro. Ha fatto un cenno verso la panchina capitano Abate, indicando i denti. Nel frattempo la regia ci ripropone il bellissimo gol del 77 che insacca alle spalle di Micoli dopo aver lucidamente superato anche il portiere.
Sono ancora necessarie le cure per Gennaro Galletto. Nel frattempo invece si è rialzato Pires, che adesso si accomoda anche in panchina. Si è rialzato comunque Galletto, questa è già una grande notizia. Colpo evidentemente molto doloroso. E sembra aver preso un colpo al volto anche Pires, che viene medicato proprio all'altezza della guancia sinistra. Il gioco si è fermato sul 15° effettivo di questo primo tempo. 5 minuti e davvero qualche secondo al termine di questa prima frazione di gioco. Improbabile che il numero 2 della Sandro Abate, Gennaro Galletto, bruttissimo il colpo effettivamente accusato dal capocannoniere dei suoi quest'anno. Improbabile, dicevamo, che potrà rientrare in campo. Ed evidentemente c'è stato anche un problema di sangue. Galletto che frattanto si accomoda giustamente in panchina, ancora con il ghiaccio sulla guancia. Il gioco riprenderà chiaramente fra qualche istante, ripartendo dal calcio di punizione in zona d'attacco in favore della Global Work Capurso. Attimi di tensione, di preoccupazione più che altro qui al Pala del Mauro. Arriva il fischio del direttore di gara, il match può ricominciare con il Capurso che ha subito un'occasionissima, palla dentro, Lamas non riesce a impattare in maniera decisiva, poi Alex se la mette sulla corsa, lo stop a seguire perfetto da parte del numero 11. Pallone intercettato e che dunque ritorna a disposizione di Ducci, poi Micoli esce bene su Victor Mello che conquista un buon calcio d'angolo. C'è Dimas sul punto di battuta di questo corner, palla dentro per Alex che prova a riproporre a sua volta. C'era Everton alle sue spalle pronto a ricevere, servito Victor Mello, non è arrivato con la coordinazione adeguata alla conclusione il numero 8 e pallone riconsegnato nelle mani di Micoli. Riparte immediatamente la Sandro Abate che intercetta proprio con Victor Mello, poi benissimo Perri su Dimas che cercava di andare via, provano a dialogare il 77 e Victor Mello, palla che finisce in out. L'ultimo tocco è proprio del numero 8. Ripartirà dunque la Global Work Capurso, ancora in svantaggio al Pala del Mauro, 1-0, decisivo il gol di Edimar Antonio Oliveira dos Santos. Dimas a sbloccare il match. Micoli ancora direttamente da Ducci che serve Victor Mello con i giri giusti. Questo pallone, cosa si è mangiato Victor Mello, occasione ghiottissima in favore della Sandro Abate con l'esterno, non riesce a insaccare alle spalle di Micoli il numero 8. Rivediamo qui l'occasionissima, ha già ricominciato il Capurso che perde il pallone. Alex più convinto di lui su questo pallone, Pedrigno che scaraventa via la sfera. Alex per ricominciare, per ripartire dal fallo laterale in zona d'attacco in favore della Sandro Abate. L'esterno a cercare Dimas che la lascia lì per Everton, punta Pedrigno, Everton, vediamo chi passa, Everton dentro, ancora Micoli, decisivo, traiettoria che forse si sarebbe già accomodata oltre la porta, sopra la traversa, ha comunque chiaramente voluto intervenire estremo difensore del Capurso. Il calcio d'angolo già battuto, Mello, è una finta, Everton, Micoli, che cosa ha preso il 31?
provato a battere astutamente questo calcio d'angolo Dimas. Everton con il piattone e Micoli miracoloso. È già ricominciato il match. Eccolo Victor Mello, palla dentro, Dimas, è un triangolo, Everton, la conclusione. Un po' sbilanciato qui il 22, non riesce a trovare la giusta coordinazione. Palla che finisce in out. Micoli la lascia lì per Leggiero. Pedrigno cambia lato per Grandinetti. L'ultimo tocco è di Everton, la lascia quindi scorrere l'88. Si lamenta però la Sandro Abate, che non era evidentemente dello stesso avviso. Leggiero, Grandinetti a sportellate con Victor Mello, vince il numero 8 della Sandro Abate. 3:31 al termine del primo tempo. Nel frattempo tra Napoli e Pomezia il risultato è cambiato all'intervallo, 3-1 in favore dei campani. Ancora 0-1 fra Mantova e dell'84 e 0-0 fra Feldi Eboli ed Active Network. Tra Cosenza e Sala Consilina invece è 0-1 in favore dello Sporting. Prova a cucire, a costruire qualcosa la Sandro Abate qui, senza però riuscire a trovare Dimas, che aveva già fatto qualche metro di troppo per chiudere il quadro delle altre gare di questo turno di campionato. Tra Roma e Genzano è ancora 1-0 quando siamo al 27° minuto di gioco. Micoli, Pedrigno prova a pulire questo pallone. Leggiero fra le linee Grandinetti non arriva. Everton con l'occasione. Di Luccio la lascia lì, il tiro e la conclusione che si insacca alle spalle di Micoli. Ha segnato Victor Melo, 2-0, raddoppio Sandro Abate. I festeggiamenti dei padroni di casa, Di Luccio che la lascia lì e poi Victor Mello che arriva con la convinzione giusta per insaccare alle spalle di Micoli. Ancora avanti la Sandro Abate, 2-0 al Pala del Mauro. Ricomincia il Capuzzo. Grandinetti, Victor Mello rientra. Il raddoppio di Luccio che alla fine si trascina la palla in out. Non è dello stesso avviso il numero 16. La deve lasciar lì però, che sembra abbastanza convinto il signor Paverani. Pedrigno la lascia lì per Giannattasio. Leggiero, ancora Giannattasio. Grandinetti. Pedrigno prova a saltare con una magia di Luccio. Non è arrivato forse con l'energia giusta. Alex con l'occasione. Alex davanti al portiere. Giannattasio l'aveva proposta bene al centro Alex. Il rischio del numero 20 che impatta e spedisce la palla in out neanche troppo volontariamente. Si ripartirà dal calcio d'angolo, ancora Sandro Abate. Alex scava per Abate dall'altra parte. Fa buona guardia Grandinetti che si riappoggia a Micoli. La chiama Leggiero. Alla fine sceglie il numero 88, l'estremo difensore del Capuzzo. Global work che prova ad avanzare. Giannattasio. Pedrigno, palla dentro per Grandinetti, che non è riuscito a girarsi in tempo. Aveva costruito tutto meravigliosamente il Capurso. Pugliesi che non trovano il gol che avrebbe accorciato le distanze per una questione di un movimento muscolare. Alex, Victor Mello cuce all'interno per Di Luccio che non arriva sul pallone. Cambi in casa Capurso, si rivede in campo Pires, che dunque ha smaltito il problema fisico accusato dopo l'impatto doloroso, se non altro con Dimas. Ad avere la peggio comunque è stato Gennaro Galletto, le cui condizioni sono da monitorare. Cercheremo di capire qualcosa in più nell'intervallo, che arriverà soltanto fra 1 minuto e 43 effettivi. Certo è che Galletto non è pronto per rientrare eventualmente in campo. Nel frattempo arriva il time out. Aveva interrotto il gioco il direttore di gara qualche minuto fa, proprio in occasione del colpo subito da Galletto all'altezza dei denti, lo ricordiamo per chi si è sintonizzato qualche istante fa. E adesso arriva il time out, squadre a rapporto
prova con calma a livello tattico ad agire psicologicamente sui suoi mister Chiaffarato. Colloquio dai toni bassi, calmi, in casa Global Work Capurso. Nel frattempo la regia ci ripropone il gol di Victor Mello, arrivato coi giri giusti dopo il pallone lasciato lì da Di Luccio. Inganna Micoli depositando la sfera alle sue spalle, trovando anche il tunnel ai suoi danni. Arriva il gong, la sirena, fine time out, si può ricominciare a giocare. 1:42 sul cronometro effettivi al termine di questo primo tempo. Comanda la Sandro Abate in casa propria, 2-0. Victor Mello prova addirittura a servire Dimas, era uno schema, si era presentato prima Botta sulla mattonella, si era poi allontanato, disinteressato il numero 6. Pires, la magia di Lamas che la lascia lì per Pires. Pallone di ritorno meraviglioso con il tacco, non riesce però ad arrivare sulla sfera il numero 7. Ducci con estrema calma riparte da Botta, la suolata, poi Victor Mello scaraventa via più lontano possibile. Nel frattempo era venuto incontro Alex, movimento verso l'interno del numero 11 che non si intende con Victor Mello. L'Assisman aveva provato a servirlo in profondità e quindi può ricominciare il Capurso. Micoli si prende un rischio, poi con il tacco prova a servire Lamas. Victor Mello, l'ultimo tocco è suo, si riparte dalla rimessa in gioco in favore del Capurso. Pires, il pressing di Botta, Pires lo guarda negli occhi, poi prova a saltarlo, alla fine si appoggia da Lamas, conduce col destro, la lascia lì per Pires. Abate miracoloso, da capire se questo pallone si sarebbe poi depositato in porta. Fatto sta che il tocco decisivo per il momento è quello di Massimo Abate. Garofalo, palla dentro per Lamas, il tocco di Dimas, aveva provato ad arrivare sul pallone di seconda intenzione il numero 12. Nel frattempo l'ha già ripersa la Sandro Abate con un'ingenuità qui di Dimas, cioè di Ducci, pardon. Che ha spedito la palla troppo lontano per essere raccolta dai suoi. Nel frattempo Pires, la conclusione, Botta disturba la sua coordinazione e fa bene, perché alla fine Pires deposita in out questo tiro che avrebbe potuto decisamente impensierire Ducci. Garofalo, Lamas si trascina la palla in out. ...30 secondi effettivi al termine. Botta prova ad arrivare sul pallone, nel frattempo si chiarisce con Victor Mello, voleva una palla verso la porta. Lamas, c'è Perry in verticale, Pires lo vince il rimpallo con Dimas, poi Lamas, la puntazza che non trova la porta, la conclusione tagliente, una staffilata del numero 12. Una mezza punta che non trova la porta, abbiamo anche rivisto l'occasione. Nel frattempo palla ancora per il Capurso che ci prova con Pires, scaraventa via da centrocampo il pallone Perry dopo la ribattuta dei padroni di casa. 4 secondi al termine di questo primo tempo. Tiene palla chiaramente Victor Mello, autore del secondo gol della Sandro Abate. 2-0 finisce così il primo tempo fra Sandro Abate e Global Work Capurso. A tra poco per il secondo tempo di gioco.
Hanno rifatto il loro ingresso in campo le due formazioni, Sandro Abate e Global Work Capurso. 27esimo turno di questa Serie A quinto, che a fine primo tempo dice 2-0 in favore dei padroni di casa. Risultato acquisito dopo il gol di Dimas a sbloccare la pratica e quello di Victor Mello a confermare una prestazione fin qui importante della Sandro Abate. Nota negativa l'infortunio di Gennaro Galletto, che ha preso un colpo all'altezza dei denti, molto doloroso, dopo un fallo di Dimas ai danni di Pires. Era andato giù anche il numero 7 del Capurso, che alla fine però si è rialzato ed è anche tornato in campo. Sembra effettivamente meno pronto Galletto, che in questo momento non ha fatto il suo ingresso neppure in panchina. Da comprendere poi quali saranno le sue condizioni. Per ora in campo Galletto non c'è. Si può partire, si attende soltanto il fischio del direttore di gara, il signor Colombin. È già pronto sul punto di battuta Grandinetti. Deve rientrare fra i pali soltanto Daniele Ducci, il portiere classe 98, acquisto di quest'anno della Sandro Abate, che sta facendo molto bene fra i pali. Eccolo il fischio del signor Colombin. Può ricominciare Sandro Abate, Global Work Capurso. Il primo possesso per i pugliesi, che provano a farsi valere con Grandinetti sull'out di sinistra, senza però riuscire nell'intento. Sul punto di battuta c'è Pedrigno che la rimette in gioco. Prova a scavare con interessanti intenzioni offensive qui Pires. Non trova però nessun compagno sulla traiettoria, il numero 7. E può ricominciare la Sandro Abate. Everton prova a servire in verticale Alex, senza trovarlo su quella pista. Pedrigno, Leggiero. Palla ancora per Pires, altro appoggio. Leggiero in verticale, c'è Botta a difendere. La palla tra i piedi ce l'ha Everton. L'ultimo tocco è di Pedrigno, ma non conta perché la palla è rimasta in campo. Ancora il numero 30. Pedrigno con il sinistro. Trova la conclusione verso la porta, senza però centrare lo specchio. Non è arrivato il tocco da parte di Vincenzo Botta. Conclusione che dunque si deposita alle spalle di Ducci, che non preoccupa l'estremo difensore della Sandro Abate. Nel frattempo qui il grandissimo rischio di Everton. Grandinetti non ha la lucidità giusta per calciare verso la porta. Palla riconsegnata, come in realtà è successo anche in più di un'occasione durante il primo tempo, da Ducci a Micoli. Pires la mette giù, prova lui la conclusione, se la prende lui la responsabilità. Trova sulla traiettoria di tiro un buon Everton fin qui. Si interessa della battuta di questo fallo laterale Pedrigno. Palla dentro addirittura di mezzo esterno. Palla ancora a disposizione del Capurso. Ancora il numero 30. C'è Alex davanti a lui. Grandinetti, poi Leggiero. La conclusione deviata da Alex, che mette via il pallone. Si prende anche un importante rischio, perché nel frattempo aveva sbilanciato l'intervento di Ducci. Rivediamo. Palla che passa davvero a qualche centimetro dal palo. Occasione che però viene ribaltata dalla Sandro Abate. Everton prova a servire dall'altra parte Alex, che non arriva sul pallone. Un po' lungo il disegno del 22. E palla che finisce al di fuori della struttura. Bisogna attendere un altro pallone. Pires lo reclama a gran voce. Si riparte. Grandinetti sporca per Pedrigno, più convinto di Everton in questo caso. Palla che comunque arriva a Ducci, che serve proprio Everton. L'occasionissima Sandro Abate non riesce a impattare bene il 22. Lascia scorrere con lucidità Botta, in questo caso verso Daniele Ducci. Everton cuce all'interno Alex, pulisce il pallone Botta, che si propone in avanti. Botta trova ancora sulla sua traiettoria Micoli, che esce bene.
C'è Alex, la punta dentro per Botta, aveva disegnato una traiettoria importante per il suo compagno Alex, non è riuscito però a impattare in maniera decisiva Botta, che nel frattempo aveva comunque chiuso bene sul secondo palo. Pedrigno, riparte il Capurso, ancora Botta, gran lavoro, è entrato bene, benissimo in campo il numero 6. Pronti all'ingresso in campo Victor Mello e Dimas. Nel frattempo si batte questo fallo laterale per il Capurso. La mette in gioco Pedrigno, che però non riesce a trovare Pires. Prende solo qualche metro il Capurso. Il piattone a cercare Leggiero. Si ripropone ancora Pedrigno. La scelta però è per Grandinetti. Ancora Pedrigno. Ducci si deve sporcare le mani e mettere fuori. Ancora Pedrigno, la chiama Leggiero, la scelta è Pires, palla che torna a disposizione del numero 30 che la lascia lì per Grandinetti, che prova intelligentemente a scavare tra le gambe di Alex, che però riesce a sporcare bene la sua conclusione e dunque favorire l'intervento di Ducci. Alex, Everton per Abate, il raddoppio sul capitano della Sandro Abate. Pedrigno prova a puntare l'uomo, quella che torna a disposizione di Micoli. Vediamo se calcia ancora verso la porta. Sì, trovando Everton stavolta sulla traiettoria. Eccolo l'ingresso in campo di Dimas al posto di Abate. Si rivede in campo anche Mello al posto di Botta. Una buona prova fin qui del numero 8 ed ecco anche Lamas in casa Capurso e Perry. Alex, palla per Everton che rientra sul mancino, poi prova ad appoggiare dall'altra parte dove c'era Dimas che stava arrivando con i tempi giusti. Il pallone riconquistato dal Capurso che esplode il tiro con Perry verso la porta, non trovandola però. Alex davanti al portiere, la lascia lì per Everton. L'intervento miracoloso di Micoli che esulta come un gol. Rivediamo la ripartenza da parte della Sandro Abate con quest'esterno di Everton a servire Alex con i giri giusti. Poi la traiettoria disegnata verso l'area di rigore ed Everton che non riesce ad impattare bene per insaccare alle spalle di Micoli. Complice una grande uscita dell'estremo difensore del Capurso. Palla per Victor Mello. Dimas prova a restituirla con la suola. Se la riprende Dimas, il palo pieno. Il Capurso che può ripartire immediatamente. Pires, dall'altra parte c'è Lamas che riceve sull'out di destra, prova a rendersi pericoloso il numero 12. Rientra e calcia, trova sulla traiettoria un buon Dimas che nel frattempo era rientrato. Così come sta rientrando in questo momento sia Di Luccio che Maltauro. Sandro Abate totalmente rivisitata rispetto a qualche istante fa. Ancora Micoli, stavolta con la punta addirittura. Uno spartito che abbiamo effettivamente riscontrato più di una volta. Micoli che prende qualche metro anche di troppo forse, addirittura supera il cerchio di centrocampo e prova a insaccare alle spalle di Ducci. Dimas la lascia lì per Di Luccio, rischio importantissimo della Sandro Abate, ne può approfittare e ne approfitta Nicolas Lorenzo. Lamas ha segnato la global work Capurso che prova ad accorciare le distanze. È 2-1 dopo il gol di Lamas. Ha fatto un gran lavoro il laterale classe 94, per nulla scontato trovarsi davanti a un portiere del calibro di Daniele Ducci e depositare alle sue spalle senza grossi problemi. Sprecone qui Di Luccio che non trova effettivamente l'1-2. Nel frattempo occasione che si ripresenta però dall'altra parte del campo. C'è Maltauro sul pallone che si appropria della rimessa laterale, poi palla al centro a cercare Victor Mello che non trova però il compagno. Immediatamente prova a ribaltare il fronte la Sandro Abate, c'è riuscita in questo caso senza però riuscire a concretizzare le sportellate. Il tocco di Victor Mello,
Di Luccio sporca questo pallone in maniera decisiva Giannattasio. Palla per Victor Mello che la lascia lì, Dimas dentro, Maltauro traversa piena e quindi ribaltamento di fronte, può ripartire da Global Work, sprecone qui Perry, poi prova a insistere sul tentativo di Ducci anche Giannattasio, ma che occasione per la Sandro Abate. Aveva costruito tutto benissimo la formazione padrona di casa, poi Maltauro trova la traversa a dirgli di no. Perry aggiusta con il tacco, Lamas forse non ci crede abbastanza, palla che gli transita effettivamente a mezzo metro di distanza, non riesce però a impattare il numero 12. Vediamo se la regia ci ripropone l'occasionissima, eccolo il replay. Mello la lascia lì per Dimas, poi Maltauro, praticamente un calcio di rigore in movimento, se non qualche metro più avanti. Victor Mello adesso la scaraventa via con la testa, disturbando forse anche la propria panchina. L'ultimo tocco è suo e dunque si riparte dalla rimessa in gioco da parte di Benito Garofalo, capitano dei suoi. Micoli, ancora Victor Mello di testa, arriva il fischio del direttore di gara, una sanzione verso Lamas. Forse è volata una parola di troppo, l'arbitro facendo 3-3, quindi probabilmente intende che è la terza volta che si verifica un qualcosa, un epilogo, un evento. Lamas incredulo verso la sua panchina, senza mezzi termini, dice: cosa ho fatto? Non cambia comunque l'opinione del signor Paverani, e quindi calcio di punizione in favore della Sandro Abate, ma soprattutto cartellino giallo per Nicolas Lamas, autore fin qui del gol che ha riaperto anzi la partita ed accorciato le distanze tra Global Work Capurso e Sandro Abate, risultato che dice 2-1 in favore dei campani, padroni di casa. Il calcio di punizione è già battuto. Victor Mello, Di Luccio la lascia lì per Alex, Dimas, ancora Mello, Grandinetti, vediamo l'ultimo tocco di chi è. Nel frattempo il direttore di gara va a parlare con Micoli, che esige delle spiegazioni. Il colloquio a gran voce fra i due. L'ultimo tocco è evidentemente di un calcettista della Sandro Abate. Si ripartirà dunque della rimessa laterale in favore della Global Work, che ha già rimesso in gioco il pallone. Micoli prova a innescare immediatamente alle spalle dei difendenti padroni di casa, ma il primo arbitro stava ancora colloquiando con l'estremo difensore del Capurso. Palla che torna in gioco, il cronometrista forse, come effettivamente i ragazzi in campo, non si rende conto del fatto che il tempo va fermato e quindi il cronometro fatto riprendere dopo il colloquio tra il direttore di gara e mister Chiaffarato. Fatto sta che arriva dopo la protesta accesa da parte del tecnico della Global Work anche il cartellino giallo a lui indirizzato. Si può ripartire dopo attimi di confusione, di tensione tra le panchine. Possesso Global Work Capurso, Micoli, Grandinetti spizza, trova Ducci, viene incontro Dimas e la lascia lì ancora per Victor Mello. Alex prova ad occuparsi lui della transizione offensiva, rientra però bene con i tempi giusti Giannattasio, che alla fine il pallone lo perde. Pardon, era Pedrigno che era arrivato convinto sul pallone, se l'è poi
forse allungato un po' troppo, non è riarrivato sul suo stesso pallone il numero 30. Prova a ripartire la Sandro Abate con Everton cercato sull'out di destra alle spalle dei difendenti. La deviazione decisiva ancora di Pedrinho. Alex per la rimessa laterale. Dimas la lascia lì ancora per il numero 11. Richiamato in causa anche Everton. Dimas la sportellata con Pires. Il retropassaggio verso Ducci, che richiama in gioco Alex con questa palla scavata. Micoli fa bene il suo lavoro, esce tempestivamente. Pires, Grandinetti prova a fare sportellate con Victor Mello. Vince il numero 8 di origini brasiliane. Palla che prova ad essere recuperata ancora una volta dal numero 8. Alla fine la sfera si deposita tra i piedi di Micoli. Nel frattempo occasione Global Work Capuzzo con Pires, che non riesce a trovare la giusta coordinazione per esplodere il tiro verso la porta. Nel frattempo fuori Victor Mello, dentro Botta, si fa respirare un po' Victor Mello. Nel frattempo Alex si riprende, si riparte con il match. 13 minuti effettivi scoccano in questo momento sul cronometro al termine di questo secondo tempo. Risultato che dice 2-1 Sandro Abate, che nel frattempo ha il pallone fra i piedi. Alex punta l'uomo, Dimas prova a dargli una mano, si ricava un po' di spazio, poi scarica. Botta, la finta, perde il pallone in una zona del centrocampo molto pericolosa. Grandinetti, palla dentro per Pires. Aveva fatto un buon lavoro Pedrinho, anzi non Grandinetti da quella parte, era ripartito con la velocità giusta il numero 30. L'appoggio per Pires, che non trova ancora una volta la coordinazione. Di Luccio per ripartire. Palla per Everton, la trattenuta, se ne è accorto il signor Paverani, che estrae il cartellino giallo per Leggiero. Sarà calcio di punizione proprio dal limite dell'area di rigore, dalla stessa mattonella dalla quale ha ribattuto poi un calcio di punizione altrettanto pericoloso la Global Work Capurso, dopo l'intervento nel primo tempo ai danni di Pires. Intervento che ha visto avere la peggio probabilmente Gennaro Galletto, che ha accusato un colpo molto doloroso ai denti e che quindi non è più del match. Dunque calcio di punizione e cartellino giallo per Luca Leggiero. Dall'altra parte ammonito Alex in casa Sandro Abate. Alex prova a chiarirsi con mister Basile. Voleva un altro schema, forse il numero 11. Sulla mattonella c'è Victor Mello, che prova la conclusione, no, la lascia lì Dimas. La conclusione arriva da parte del 77, tagliente ma fuori misura, alta sopra la traversa. Mello intercetta sull'assist di Micoli a Grandinetti, non riesce però a ripartire. Dunque ancora fallo laterale in favore della formazione ospite. Mello, la spizzata di testa decisiva. Lamas prova a innescare all'interno il movimento importante da parte di Pires. Sandro Abate che riconquista palla e la perde immediatamente dopo con Everton. Fuori Dimas e Victor Mello, dentro Di Luccio e Botta. Grandinetti servito, non riesce ad arrivare sul pallone il numero 88, che ringrazia comunque l'assistman. Everton fra le linee. Botta cambia lato, Di Luccio riceve, la mette giù con il sinistro, prova anche a calciare verso la porta, respinto il pallone di Luccio. Alex lo serve ancora nuovamente in avanti. Di Luccio prova a cercare la porta da una situazione, da una mattonella molto defilata, posizione difficile da cui calciare. Ci ha provato lo stesso Di Luccio, ha conquistato comunque un buon calcio d'angolo.
Botta propone all'interno, Everton raccoglie fuori dall'area, Ducci più lontano che può, stava arrivando asfissiante il pressing di Lamas. Micoli immediatamente, direttamente da Lamas, Ducci fa buona guardia. L'ultimo tocco è di Alex che perde palla in ripartenza. Nel frattempo è 4-3 fra Napoli e Pomezia, 0-1 fra Mantova e l'84, 2-2 fra Feldi Eboli ed Active Network, 1-1 fra Città di Cosenza e Sala Consilina. Nel frattempo si è anche conclusa la gara fra Roma ed Ecosi di Genzano, con il vantaggio ben conservato dai padroni di casa. Gara che infatti si è spenta e terminata sull'1-0 conquistato dopo il gol di Riccardinho durante il primo tempo, e 2-1 invece fra Sandro Abate e Global Work Capurso. 2-0 nel primo tempo, entra in campo bene il Capurso che approfitta di una disattenzione in fase di uscita e prova, o meglio riesce ad accorciare le distanze. Per il momento ci ha provato qualche istante fa la Sandro Abate a rendersi pericolosa dall'out di destra. Everton non ha trovato però l'impatto felice con il pallone, non è arrivato quindi nessuno al centro. 11 sul cronometro, Everton con la conclusione, la coordinazione di chi lo sa fare questo mestiere. Everton 3-1 raddoppia, anzi triplica il risultato alla Sandro Abate, che trova nuovamente il +2. L'assist evidentemente da calcio d'angolo, la coordinazione giusta di Everton che con il mancino trova il gol numero 3 di giornata e si iscrive al tabellino dei marcatori. Nel frattempo è arrivato il calcio di punizione dopo il gesto proprio irruento proprio di Everton. Rivediamo la grande occasione concretizzata dal tiro del numero 22. Nel frattempo Sandro Abate che aumenta i falli cumulativi sul tabellino, sul tabellone anzi. È arrivato anche il calcio di punizione dopo il tentativo di recupero palla di Luccio. Poi Perry con la conclusione, la botta da fuori, non trova la porta. Palla per Dimas che prova ad agganciare il pallone con il gesto acrobatico. Sulla traiettoria di corsa incontra lo sfortunato Micoli che prende un colpo. Sembra tutto rientrato. Pedrinho, palla all'indietro per Perry, si prende un rischio alla Global Work. Può ripartire Pires. Sulla traiettoria c'è Pedrinho, la conclusione di Pedrinho, forse un po' egoista in questo caso, avrebbe potuto evidentemente servire anche Lamas dall'altra parte. Stava chiudendo bene sul secondo palo il numero 12, rivediamo. Sì, effettivamente dall'altra parte c'era Lamas tutto solo, pronto a ricevere davanti a Ducci. Si è chiusa comunque quella traiettoria di passaggio, quella linea, dopo il buon lavoro della difesa. Nel frattempo Perry prova la coordinazione, la lascia lì Pires per riaprire ancora il match, non trova la porta. Di Luccio, Abate riceve, prova ad addomesticare il pallone, ci riesce dopo una iniziale difficoltà. Poi l'uscita incredibile di Micoli che non trova la porta. Si lamenta poi su quest'occasione, su questo colpo preso da Victor Mello Micoli. Si spiega con il secondo arbitro. Sull'uscita di Micoli è arrivato il tentativo di recupero palla di Victor Mello.
di cui evidentemente l'estremo difensore della Global Work Capurso si è lamentato. Poi Dimas prova lo scavetto, c'è Micoli con la spalla a dire di no. Pires per ripartire, Pedrigno riceve sull'out di sinistra, prova a puntare e a superare Di Luccio. Pedrigno, palla in out. Si ripartirà dalla rimessa dal fondo in favore della Sandro Abate, di cui chiaramente si incaricherà Daniele Ducci. Battuto per quest'oggi dalla conclusione quasi imprendibile di Lamas, che ha provato a riaprire il match, ci è riuscito per il momento. È arrivato poi il 3-1 da parte della Sandro Abate. Nel frattempo è rimasto giù Di Luccio, calcio di punizione dopo il fallo di Pedrigno. Nel frattempo ci hanno riproposto dalla regia anche il gol di Everton da una camera più ampia, visuale più completa. È arrivato comunque proprio qualche istante fa il cartellino giallo ai danni di Pedrigno, che si iscrive alla lista nera del direttore di gara, ed arriva soprattutto il quarto fallo cumulativo per la formazione ospite. Si ripartirà dal calcio di punizione per la Sandro Abate, di cui si incarica Victor Mello. 9:17 sul cronometro di questo secondo tempo. E il dato preoccupante per la formazione ospite non è tanto lo svantaggio, o forse sì, a ben pensarci. Comunque un dato preoccupante anche quello dei falli cumulativi, già 4 per la Global Work. Nel frattempo ci prova proprio la formazione pugliese. Abate che si lamenta di come è stato servito questo pallone. Grandinetti con la conclusione da fuori che non va a buon fine. Ci prova in tutti i modi adesso la formazione ospite. Victor Mello si posiziona alle spalle di Everton, che però sceglie Alex. Abate prova a saltare con il tunnel Grandinetti, ci riesce solo per un attimo. Il tocco del numero 88, palla fuori. Alex, Victor Mello, Everton prova a tagliare il campo Alex, palla ancora per Victor Mello, poi Abate, la sportellata con Grandinetti. L'ultimo tocco è del numero 88 con la casacca rossa. Alex prova ad agganciare questo pallone effettivamente complicato di Victor Mello, non riesce nell'intento e dunque riconsegna una nuova possibilità di ripartenza, di costruzione alla Global Work Capurso, che ci prova con Pires. Grandinetti, ancora Pires, Lamas in verticale prova ad approfittare della marcatura stretta di Victor Mello, poi Pires, la conclusione su Massimo Abate e palla in out. C'è Pedrigno sul punto di battuta. Grandinetti, palla al centro, lasciata lì per Pedrigno, che prova la conclusione verso la porta, ostacolata, rimpallata da Victor Mello, che nel frattempo è già scappato via. Prova a ricevere il pallone di Ducci, scaraventa via il pallone, per poco non fa male al pubblico, con il quale poi si scusa chiaramente il numero 8 dei padroni di casa. Grandinetti, Pires, Pedrigno nello stretto. La Global Work esce benissimo da questa situazione complicata. Lamas, squadre lunghe adesso. Bene Everton prima, Maltauro poi. Alex prova una mezza ruleta, non riesce nell'intento il numero 11 e si trascina la palla in out, riconsegnando una nuova possibilità, una nuova rimessa laterale in zona d'attacco alla Global Work Capurso. Ancora 3-1 il risultato al Pala del Mauro di Avellino. 7:52 sul cronometro di questo secondo tempo. 7 minuti e 52 secondi effettivi al termine di questa seconda e logicamente ultima frazione di gioco. Grandinetti prova l'azione solitaria. Ducci esce in tempo e scaraventa via il pallone senza fronzoli, come direbbe qualcuno, il 98. Lamas, il tocco per Grandinetti, si oppone Maltauro stavolta.
Grandinetti prova a raccogliere i frutti del suo stesso lavoro. Subisce fallo il numero 88, ha commesso l'infrazione proprio sotto gli occhi del secondo arbitro Paverani, Maltauro, che lo manda a un paese lontano, e si becca anche il richiamo del signor Luca Paverani di Roma 2. Pedrigno, Everton prova a masticare in pressing. Grandinetti cambia gioco per Lamas, trova Victor Mello sulla traiettoria, poi Everton con l'occasionissima, la scivolata assolutamente fuori tempo di Grandinetti, si era già liberato del pallone Everton, la conclusione alta sopra la traversa, è rimasto giù il numero 22, rivediamo l'occasione transitata dai piedi del già vincente oggi Everton, che ha trovato proprio il gol del 3-1, non è riuscito a trovare la porta protetta da Micoli. L'intervento di Grandinetti in ritardo, che però non può essere sanzionato perché è arrivato ben dopo che Everton si fosse liberato del pallone. Si ripartirà dunque dal calcio d'angolo in favore della Sandro Abate. C'è Dimas al centro, si fa vedere il 77, la conclusione ancora sporcata dalla deviazione di Grandinetti, decisiva in questo caso, palla in out. Si ripartirà dalla touche in favore della Sandro Abate. Sul punto di battuta c'è Alex, al centro si muove Dimas, scelto Maltauro che trova il gol del 4-1, cala il poker, la Sandro Abate ha segnato Maltauro. Festeggia il Pala del Mauro il gol del 4-1 firmato da Alexander Maltauro. L'assist tanto per cambiare da parte di Alex. Maltauro decisivo con il destro ad insaccare alle spalle di Micoli. E arriva anche il time out in casa Global Walk. E dunque il risultato che si porta sul 4-1. Sono 3 le lunghezze di distanza tra le due compagini. Deve assolutamente rimboccarsi le maniche la Global Work Capurso per una gara che effettivamente deve ancora dare le risposte definitive. Arriva la sirena, il gong, si può rientrare in campo fra qualche istante per continuare questo secondo tempo fra Sandro Abate Avellino e Global Work Capurso. 4-1 il risultato, il gol di Dimas, di Mello, quello di Everton, e poi il 4-1 firmato da Maltauro in casa Sandro Abate. Dall'altra parte invece il gol del momentaneo 2-1 l'aveva siglato Nicolas Lamas per la Global Work Capurso. Capurso che adesso può ricominciare a giocare, lo fa con il power play, con un giocatore di movimento in più, c'è Pedrigno con la maglia del portiere. E inizia il giro palla, Perry. Pedrigno, ancora Perry. E lui il centrale. Leggero si prende un rischio, forse si trascina la palla in out. Arriva il cambio. Micoli è rientrato in gioco, è rientrato in campo. Ducci praticamente gli regala il pallone, se la prendono un po' i suoi compagni. E dunque ancora possesso Global Work Capurso. Pedrigno, ancora Perry, gira per Pires, si passa ancora nuovamente tra i piedi di Pedrigno. Leggero dall'altra parte, ma Perry sceglie ancora Pedrigno. Eccolo il numero 3, ancora l'appoggio per
Pedrigno. Lamas che nel frattempo viene incontro, continua a muovere palla la Global Work, prova a concludere questa azione molto lunga. Il tentativo di Pires che non va a buon fine. Nel frattempo si accascia Everton. Il signor Paverani evidentemente non era molto contento del fatto che Everton si fosse accasciato. Everton lo manda a quel paese. Crampi per il 22. Il lato positivo e come di questo tempo effettivo chiaramente è che il cronometro si ferma 5:42, frazione di secondo in più, frazione di secondo in meno. Nel frattempo rivediamo anche il 4-1, il poker, il gol di Maltauro che si fa trovare bene al centro dell'area di rigore, lui che di ruolo è un pivot, il classe 99, acquisto dell'ultima sessione di mercato della Sandro Abate. Si ricomincia, Pedrigno ricomincia il giro palla e il Capurso. Nel frattempo si vede in campo anche Ike che fa un po' di spazio con il pressing molto alto su Alex, più blocco che pressing. Perry, palla verso la porta, la conclusione di Perry, poi l'occasione per Pires con la testa, il numero 7 che insacca alle spalle di Ducci, verbalizza il gol del 4-2. Il primo arbitro ha segnato il Capurso con Pires. Prima la conclusione verso la porta, Ducci che poi si perde un po' da quelle parti, prova e riesce a ribadire a rete proprio il numero 7 che festeggia il gol che nuovamente accorcia le distanze e rende la gara tutta da scrivere. È 4-2 al Pala del Mauro. Maltauro out, Di Lucio in. La decisione di mister Basile. In campo per la Sandro Abate ci sono anche Dimas, Victor Mello e Alex. Dall'altra parte invece il Capurso si presenta con Ike, Perry che nel frattempo ha palla, Pedrigno, Pires e Lamas, i giocatori forse di più qualità. Perry con la conclusione, c'è Ducci che prova anche la conclusione a sua volta verso la porta che nel frattempo chiaramente era scoperta, non trova lo specchio. Ancora possesso Global Work, Lamas la mette giù meravigliosamente. Ike si fa vedere, palla all'indietro per Perry, ancora il 12 servito. Lamas sull'out di sinistra collabora con Pedrigno, c'è Pires, Perry, ancora Lamas, la muove ancora più velocemente il Capurso con Pires che se lo divora davanti a Ducci. La finta di Dimas, lucida in una zona pericolosa, allontana più lontano che può Mello, trova però sulla traiettoria di lancio, intervento di Perry che può ricominciare per i suoi. 4:20 sul cronometro. Perry, Pires prova ancora a lavorare di blocco Ike, Perry per Lamas che chiude sul secondo palo verso Ike, non trovando però il compagno e quindi può ripartire la Sandro Abate. Alex dentro, si immola qui Pedrigno. Cosa ha salvato il numero 30 nella Global Work Capurso? Miracoloso il tentativo ben riuscito di Pedrigno, la diagonale difensiva, si immola, si sacrifica per la sua squadra. E Sandro Abate che è praticamente costretto a chiamare il time out. Occasione qui ghiottissima ancora una volta per i padroni di casa, con Alex che stava provando a chiudere questo importante frangente di ripartenza sul secondo palo. Si stava proponendo, se non vado errato, proprio Dimas sulla traiettoria, sulla linea di passaggio, però è arrivato Pedrigno.
approfittano gli arbitri per aggiustare un po' anche il lato audio, i microfoni per la comunicazione interna della squadra arbitrale. Si ripartirà dalla rimessa laterale in favore della Sandro Abate. C'è Alex sul punto di battuta. Si fa vedere al centro Maltauro, colpisce lui, trova però l'opposizione da parte di Perri. Victor Mello per ricominciare, Grandinetti forse con un braccio non è dello stesso avviso il signor Paverani a 2 passi. Prende metri la Global Work, ma la palla ce l'ha ancora la Sandro Abate. Maltauro, la sportellata con Perri, reiterata. Dimas controlla con la suola, prova a saltare Grandinetti che però fa un buon lavoro in fase difensiva. Pallone servito proprio al numero 88, può ripartire la Sandro Abate. Nel frattempo però è stata segnalata un'infrazione da parte di Dimas ai danni proprio di Pires, che nel frattempo è rimasto giù. Il calcio di punizione e la parità nei falli cumulativi tra le due compagini, 4-4. È dunque un fallo residuo per ambo le parti, nell'eventualità poi al sesto fallo dell'una o dell'altra formazione sarà tiro libero per la compagine avversaria. C'è Perri, Pedrigno, ricomincia il giro palla alla Global Work Capurso, ancora Perri, piattone, Pedrigno, occasione, palla dentro per Grandinetti, si era inventato una traiettoria centrale Pires. Azione che comunque si conclude con il possesso Sandro Abate. Nel frattempo Alex prova a chiamare in causa anche il pala del Mauro. Maltauro riceve alle spalle di Perri, che però fa un buon lavoro in protezione del pallone, riconquista il possesso, si allarga Micoli che nel frattempo è rientrato in porta. C'è già pronto Pedrigno con mezza pettorina fuori. Mello però prova ad approfittare della disattenzione in uscita da parte del Capurso, perdono. Nel frattempo è rimasto giù Micoli, che ha preso un colpo forse sul tentativo di tiro di Maltauro. Se la prende un po' il 31, rivediamo cosa è successo. Capurso che perde palla ingenuamente. Mello che prova ad andare immediatamente in verticale da Maltauro. Da quelle parti però prova a immolarsi Micoli e prende un colpo all'altezza della testa, si tocca un po' la nuca il 31, sembra tutto rientrato per l'estremo difensore fin qui protagonista del Capurso. Sandro Abate che riparte, Alex dopo il sombrero ai danni di Pires. Cosa si era inventato Alex, che può ricominciare? Esterno, Dimas riceve, prova a servire Alex, dialoga con il numero 11 e poi perde palla. Una corsa complicata, ostacolata da Grandinetti. Capurso che prova a ripartire senza portiere. Alex stecca questo tiro verso la porta e forse spreca un'occasione che poteva essere importante per i suoi, che comunque preservano il doppio vantaggio. 2:39, 38-37 effettivi al termine. Perri, palla per Pires, Ducci esce e allarga la Lettone per recuperare questo pallone ed eventualmente anche questo possesso, che nel frattempo rimane per il Capurso. Perri rischia un po' qui, l'ultimo tocco è di Alex. Cenno d'intesa con il secondo arbitro, sorrisi in campo ed è forse la cosa più bella che si può raccontare. Perri, Pedrigno, palla ancora per Perri, è un passaggio, la finta, Grandinetti altro appoggio, scarico per Pires, occasione per il suo sinistro. Pedrigno praticamente sulla linea di fondo campo, ottiene un buon corner. Lamas prova ad approfittare della superiorità numerica di giocatori di movimento il Capurso, un po' ingenuo qui Perri che regala una traiettoria già disegnata ad Antonio Di Luccio, che esulta per il 5-2 della Sandro Abate. Ingenuo qui Perri che perde palla
forse sul passaggio più elementare, non può nulla Lamas, che si deve impegnare ma non riesce a liberarsi del pressing asfissiante di Di Luccio, che ottiene, si ricava da solo il tiro verso la porta, che vale il 5-2. Sandro Abate che rinnova il +3 quando mancano 1 minuto e 45 secondi effettivi al termine. Ricomincia il Capurso. Pedrigno, il piattone a cercare Pires, altro appoggio dove c'è Perry. Ducci risponde presente, Pires sulla ribattuta, trova Everton sulla traiettoria. L'ultimo tocco è il numero 22 della formazione campana, padrona di casa. Pires ancora prova la conclusione, Ike prova ad agevolarlo da quelle parti. Perry, il piattone, Lamas, ancora Perry, ancora l'incursione del numero 11, fermata in extremis da Everton. Ike con l'occasione, un po' di spazio per il numero 9. L'ultimo tocco di chi è? È del numero 9 del Capurso, sì, è di Ike. Stava già iniziando a lamentare Everton. Sarà fallo laterale da una posizione non troppo pericolosa in favore dei padroni di casa della Sandro Abate. Ci prova la Global Work. Perry, Leggiero che nel frattempo si rivede in campo, mentre Basile ha qualcosa da dire a Maltauro, pronto a entrare. Scalpita il numero 9, Di Luccio ancora con l'occasionissima, aveva ancora perso palla senza portiere la Global Work Capurso. Ha provato ad approfittarne ancora una volta Di Luccio per la doppietta personale, non riuscendo però a trovare, a inquadrare lo specchio in questo caso. Leggiero, Ike con l'esterno, la lascia lì. Pedrigno non arriva sul pallone perché c'è una grande copertura in diagonale difensiva di Maltauro. Ducci sprecone, Perry riconquista, prova la conclusione verso la porta, si oppone Botta, non si ferma un attimo questa gara. Palla dentro, provato a proporre al centro dell'area di rigore Pedrigno, palla che attraversa quasi tutto il fronte offensivo. C'è l'intervento decisivo di Daniele Ducci a scaraventare via, ad allontanare i pericoli. Perry da Pedrigno, ancora l'aggancio di Sola, ancora il tentativo di servire in avanti Ike, che arriva forse un po' in ritardo. Di Luccio sul tentativo da parte di Maltauro, che ha inaugurato la ripartenza. Alla fine alla meglio Perry, che si rifugia in out, riconquista e riparte la Sandro Abate. 20 secondi effettivi al termine. Palla per Maltauro davanti a Micoli, prova a scavare, non riesce a superare il 31. Ha provato la magia Maltauro. 12 secondi, pardon, 4 decimi al termine della gara. Capurso che non vuole fermarsi e prova quantomeno a raggiungere il 5-3. Ike, interviene Maltauro con il fallo e dunque calcio di punizione a 4 secondi dal termine. Il quinto fallo cumulativo per i padroni di casa quando siamo davvero sul gong di questo match. Attendiamo chiaramente il fischio finale ufficiale, ma con ogni probabilità la partita se l'è portata a casa la Sandro Abate. Sul punto di battuta c'è Lamas, la conclusione verso la porta, Ike, e trova il 5-3. Trova il 5-3 la Global Work Capurso. Il gol di Ike che si iscrive al tabellino marcatori e accorcia nuovamente le distanze. Rivediamo la conclusione. Sulla traiettoria c'è pronto Ike a battere a rete, si assesta sul +2, finirà eventualmente, anzi con ogni probabilità così il match. Si fermano già i giocatori in campo, arriva il gong, arriva la sirena, arriva il triplice fischio tra Sandro Abate e Global Work Capurso. Finisce 5-3 in favore dei padroni di casa. I gol per i campani
di Dimas, Victor Mello di Everton, poi di Maltauro a chiudere quello di Luccio. Dall'altra parte invece hanno provato a riaprire rispettivamente le pratiche in parti diverse del match. Prima il gol di Lamas, poi quello di Pires e poi proprio sul gong il gol di qualche istante fa con la firma di Ike. Finisce dunque il match e dunque a noi non resta che augurarvi una buona serata al prossimo appuntamento con la Serie A Quinto che torna subito. Da Raffaele De Chiara l'augurio, come dicevamo, di una buona serata.